I lavoratori dopo 12 mesi sono a casa in cassa integrazione a 0 ore e sono rimasti 40 lavoratori su 57. 17 sono usciti in mobilità e hanno trovato rioccupazione all'esterno. Quello che chiediamo e quello che vogliamo tutti, credo, rispetto agli accordi sottoscritti, perché abbiamo scritto anche degli accordi importanti che vincolano tutti, Ministero, Regione, Provincia, Comune, Sindacato, ma anche azienda che ha delocalizzato la produzione, è quella di verificare le condizioni di reinsediare un imprenditore o un gruppo di imprenditori, perché i capannoni sono vuoti e la necessità e il sindacato quello che chiede è quello del reinsediamento produttivo. Le ditte che hanno ancora un anno di cassa integrazione, per cui questo anno diventa importantissimo. Ci siamo proposti assieme alla Giunta di convocarli in riunione per fare il punto della situazione con le associazioni interessate e con un duplice obiettivo: o reinserire i lavoratori all'interno della stessa azienda cercando di trovare qualcuno che possa essere interessato. Il secondo obiettivo è chiaro, tentare di ricollocarli nel mio posto di lavoro, che oggi è fondamentale. I 200.000 disoccupati che abbiamo oggi in Veneto, non vorremmo aggiungerne altri.